Buonasera, benvenuti alla TG Sicilia. Vediamo i titoli di questa edizione. Lo scandalo dei referti oncologici all'ASP di Trapani. Arrivano i primi provvedimenti disciplinari nei confronti dei medici. L'ex manager Croce invia una terza memoria difensiva al giudice. Raid e pestaggio a colpi di spranga in una discoteca catanese per aver urtato una ragazza. Identificati 2 giovani grazie ai social, sono accusati di lesioni aggravate. Ancora violenza negli ospedali siciliani. Un medico del pronto soccorso del Civico di Palermo è stato aggredito da un 21enne. Per il dottore è necessario il ricovero in ospedale. Alle 5:30 di domani le operazioni di brillamento dei massi pericolosi sulla via Garipoli di Taormina, chiuso un tratto della A18. Papa Leone XIV ha origini siciliane. La conferma arriva da una ricerca franco-statunitense e dai documenti ritrovati nell'archivio del comune di Milazzo, da dove è partito il nonno paterno. Schifani è il nostro candidato, così il vice premier e segretario di Forza Italia Antonio Tajani alla convention del partito a Noto, che conferma la ricandidatura del governatore alle prossime regionali. Retrocessione in Serie D per il Messina, sconfitto 1-0 a Foggia nella gara di ritorno dei play-out. Giallorossi beffati dall'ex Emmausso in gol nel primo tempo. Bentrovati. In primo piano ancora lo scandalo dei referti oncologici all'ASP di Trapani, perché arrivano i primi provvedimenti disciplinari nei confronti dei medici dopo l'indagine interna aperta da Danilo Palazzolo, che al momento sostituisce il direttore generale sospeso appunto dalla Regione. Intanto lo stesso ex manager Croce ha inviato una terza memoria difensiva al giudice. Ci dice tutto Laura Spanò. Arrivano i primi provvedimenti disciplinari a seguito dell'indagine interna sulla vicenda dei gravi ritardi dei referti istologici avviati il 4 aprile scorso dal sostituto del direttore generale dell'ASP di Trapani, Danilo Palazzolo. L'indagine doveva servire a individuare eventuali responsabilità civili, amministrative, contabili ed erariali anche in relazione al danno d'immagine. Il primo provvedimento disciplinare è stato avviato nei confronti di un dirigente medico dell'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani. Ora l'ASP dovrà attendere le controdeduzioni del dirigente chiamato in causa. Nessuna azione invece è stata avviata nei confronti del direttore di anatomia patologica, il dottore Messina. L'ASP non può procedere perché il medico è in pensione dal 1 novembre 2024. Nei prossimi giorni dovrà essere decisa anche la sorte del direttore generale dell'ASP Ferdinando Croce, in atto sospeso dalla Regione dopo lo scandalo sui ritardi dei referti, il cui ricorso contro il provvedimento è stato respinto dal Tribunale del Lavoro di Trapani. In una terza memoria integrativa che il suo avvocato ha presentato il 12 maggio al giudice risulta la testimonianza di un medico del reparto di anatomia patologica gestito dall'allora primario Domenico Messina. Si tratta di un vero e proprio atto di accusa. Il medico evidenzia notevoli problematiche e anomalie legate ai ritardi nella refertazione, prestazioni sanitarie che erano erogate nelle strutture ospedaliere. Nella memoria il medico parla anche di carichi di lavoro non adeguati, ritardi e cattiva gestione di cui Croce non sarebbe stato a conoscenza. Sono stati individuati grazie ai social 2 giovani che avevano aggredito 4 persone in una discoteca di Catania. Sono accusati di lesioni aggravate. Orazio Longo. Quando il social diventa strumento di indagine, usano Facebook, Instagram e TikTok non per registrare balletti o pubblicare selfie, ma per individuare ed eseguire una misura cautelare nei confronti di 2 persone. La polizia di Catania, su disposizione della procura distrettuale, ha sottoposto all'obbligo di dimora e di presentazione giornaliera in commissariato, con divieto di allontanamento notturno dalla propria abitazione, 2 giovani di 26 e 27 anni ritenuti gli autori di un'aggressione avvenuta in una discoteca il 21 aprile del 2024. Eccole le immagini di quella sera, l'aggressione che aveva avuto come pretesto una discussione con una ragazza per una involontaria spinta sulla pista da ballo era iniziata all'interno della discoteca, interrotta prima dello scontro fisico vero e proprio dall'addetto alla sicurezza. I 2, una volta allontanati dal locale, come animati da un sentimento di vendetta, insieme ad altri soggetti organizzano una sorta di spedizione punitiva, armandosi di tondini di ferro divelti da una pista ciclabile, pronti a colpire le vittime intente ad uscire. Nella ricostruzione dei fatti operata dagli inquirenti, utilizzando anche immagini di videosorveglianza,
e riconoscimenti fotografici, sembrerebbe che l'aggressione si sia svolta in due fasi, tra le 2 e le 3 di notte, la prima in danno di un ragazzo afferrato per la maglietta, poi strattonato e colpito con schiaffi e pugni, la seconda un'ora dopo all'esterno del locale con spranghe in metallo in danno anche di altri 3 soggetti che erano insieme alla vittima. I social hanno consentito di comparare i soggetti ripresi dal sistema di videosorveglianza con quelli postati sui profili. I 2 sono ritenuti responsabili in concorso tra loro di lesioni aggravate da futili motivi, dall'avere posto in essere il fatto da parte di più persone riunite e con armi improprie. Ancora violenza negli ospedali siciliani. Un medico del pronto soccorso del Civico di Palermo è stato aggredito da un giovane di 21 anni. Per il dottore è stato necessario il ricovero in ospedale. Marco Gulla. Ancora aggressioni, ancora violenza negli ospedali siciliani. Un nuovo grave episodio è successo la scorsa notte all'interno dell'ospedale civico di Palermo. Un giovane palermitano di 21 anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di lesioni gravissime e interruzione di pubblico servizio dopo aver colpito con un pugno al volto un medico in servizio al pronto soccorso. Il ragazzo è fratello di un minorenne che la scorsa sera ha investito con uno scooter in via Borriposo un pedone che si trova in gravissime condizioni, ricoverato in neurochirurgia. Il minorenne era stato trasportato prima all'ospedale Bucchieri La Ferla e poi al Civico. Insieme al ragazzo sono arrivati i parenti che nel corso della notte si sono alternati dentro l'area critica. Erano prima entrati il padre, poi la madre, senza alcun problema, poi il fratello di 21 anni. Il medico di guardia, erano le 4 di notte, ha chiesto 2 volte al ragazzo di abbassare il tono della voce. Il giovane disturbava il lavoro dei medici e anche il riposo dei pazienti. Per tutta risposta l'indagato ha colpito il medico. Per il dottore è stato necessario il ricovero in ospedale. Ancora una volta il tema della sicurezza nei pronto soccorso, nonostante le misure adottate, si ripropone puntualmente. Il personale sanitario è frequentemente costretto a operare in un clima di stress, aggressività e violenza che è ingiustificabile e che stigmatizziamo con decisione. La nota dell'azienda sanitaria del Civico di Palermo. Non c'è stato nulla da fare per un uomo di 35 anni di Camporotondo che nella notte ha perso la vita sulla statale 121 vicino allo svincolo per Mister Bianco in direzione Paternò nel Catanese. L'uomo a bordo di una moto ha perso il controllo e cadendo ha sbattuto contro il guardrail di ferro. Intervenuto il 118, i carabinieri di Mister Bianco che hanno fatto i primi rilievi per stabilire appunto la dinamica dell'incidente. Domani mattina alle 5:30 scatteranno le operazioni di brillamento dei massi pericolosi sulla via Garipoli a Taormina e verrà chiuso anche un tratto di autostrada. Vediamo quali sono i provvedimenti che verranno messi in atto. Francesco Triolo. Sono scattate con l'insediamento del centro operativo avanzato le operazioni di brillamento del costone roccioso di via Garipoli a Taormina, previsto per le primissime ore di domani mattina. Un intervento reso necessario per la messa in sicurezza del versante collinare dove alcuni massi sono a rischio caduta. Prevista l'evacuazione nella zona interessata di 17 nuclei familiari e la chiusura delle strade vicine, via Garipoli, via Zaccani e il bypass Sant'Antonio. Domani mattina alle 5:30 scatterà il piano coordinato da Prefettura, Dipartimento regionale della Protezione Civile e Comune di Taormina. Alle 6:30 verrà chiuso il tratto autostradale della Messina-Catania in entrambe le direzioni di marcia tra i caselli di Taormina e Giardini Naxos, con deviazione del traffico sulla statale 114. L'inizio delle operazioni di brillamento è previsto per le 7 in punto e a conclusione, dopo i controlli di sicurezza e di spazzamento delle arterie interessate in assenza di criticità, verrà ripristinato il traffico sull'autostrada A18 e saranno aperti i varchi su via Garipoli. Ad Agrigento il crollo in vicolo Ospedale Cavalieri di Malta nel cuore della via Atenea. Parla uno degli sfollati ai nostri microfoni, Davide Sardo. Io giorni fa avevo segnalato agli operai dell'azienda o dell'impresa che stava facendo questi lavori che questo muro poteva cadere da un momento all'altro. Già gliel'avevo detto. Io un giorno sono sceso giù. C'erano gli operai che stavano scavando, stavano realizzando sta buca per mettere le vasche e glielo dissi, attenzione, guardate che questo muro vi crolla addosso. Un avvertimento inascoltato, poi il crollo e oggi Giovanni Palazzotto, costretto a lasciare la sua casa, cerca un tetto sotto cui dormire.
Si trovava fuori sede al momento del cedimento del muro in vicolo Ospedale Cavaliere di Malta, ma la sua casa è stata dichiarata inagibile. Il mio stato d'animo è pessimo, cioè di una persona che si ritrova senza casa da un momento all'altro, un alloggio dove vivere, e attualmente sono fuori casa, cioè mi ritrovo a essere ospitato o da un amico o dalla mia compagna o di qualcuno che, dico, provvisoriamente mi accetta a casa sua. Io avevo il mio alloggio, la mia casa, e ora non ho più niente. Prima del crollo del muro che faceva parte del cantiere del polo universitario, l'allarme è ignorato e ora, tra le macerie, resta la rabbia di chi aveva visto tutto arrivare. Io stamattina sono andato a fare anche una denuncia perché ho esposto i fatti come sono stati. Tra l'altro io mi lamentavo dei rumori, mi lamentavo delle vibrazioni, mi lamentavo delle polveri, ma guardi, il problema è che qua lo lavoravano in barba a tutte le autorizzazioni, a tutti i decreti, lavoravano proprio alla carlona. Papa Leone XIV ha origini siciliane. La conferma arriva da una ricerca franco-statunitense e soprattutto dai documenti che sono stati ritrovati nell'archivio del comune di Milazzo, da dove è partito appunto il nonno paterno del Santo Padre. Sentiamo. Papa Leone XIV sarebbe siciliano, esattamente di Milazzo, è quanto avrebbero scoperto studiosi di genealogia americani e francesi. Gli atti ufficiali conservati al comune di Milazzo confermerebbero la ricostruzione che i genealogisti della Genealogy Discord Server e del Centre de Genealogie hanno pubblicato nei giorni scorsi riguardo una possibile origine italiana di Papa Prevost. Se dovessero essere confermati gli studi che sono stati effettuati, effettivamente la persona individuata come il nonno dell'attuale pontefice è nato a Milazzo, settimo di 8 figli di una famiglia abbastanza numerosa che tra le altre cose aveva la propria dimora all'interno di una via che si chiamava via Ottaviano, oggi via Umberto I, dove c'era la chiesa di Sant'Agostino. Il nonno paterno, Salvatore Giovanni Rigitano, nato a Milazzo il 24 giugno 1876 nella casa di via Ottaviano. Secondo quanto ricostruito dai dati di Ellis Island, il nonno del pontefice emigrò in America nel 1904. Lì diventa John, conobbe Susanna e poiché era sorto un caso, visto che era già sposato, decise di cambiare cognome in Prevost, il cognome della madre della nuova moglie. Intanto aveva iniziato a insegnare lingue, italiano incluso, e proprio al suo lavoro si lega la chiave di questo giallo, un annuncio pubblicitario di un tale Rigitano Prevost sul Chicago Tribune del 6 maggio del 1934. Nel 1940 poi è lui stesso a dichiarare, come richiesto dalle autorità, di non essere cittadino americano, di chiamarsi John Rigitano Prevost, ma di essere arrivato negli Stati Uniti con il nome di Salvatore Giovanni Rigitano. Mi auguro che dovesse essere tutto confermato, attraverso la segreteria di Stato Vaticano si possa addivenire anche ad un minimo di incontro con la comunità milazzese. Schifani ha governato bene, è il nostro candidato. Queste le parole del vice premier e segretario di Forza Italia Tajani, da Noto, che conferma la ricandidatura appunto del governatore alle prossime regionali. Francesca Loi. Schifani candidato alle prossime regionali. La conferma arriva direttamente da Antonio Tajani. Il vicepremier è in Sicilia, però in veste di segretario del suo partito. E dalla convention di Forza Italia, Noto, rinnova il suo totale sostegno a Schifani. Ha governato bene, è uomo di grande esperienza, grandi risultati, cresce nei sondaggi, quindi è giusto che continui a fare il presidente della regione. La regione intanto ha detto no alla proposta di WeBuild sui nuovi dissalatori, progetto troppo costoso, ma da Palazzo dei Normanni assicurano che entro 60 giorni ne saranno attivati 3, a Trapani, Gela e Porto Empedocle. Non si possono fare spese che gravano troppo sui cittadini e quindi questo è il motivo per il quale è stato risposto di no, ma che è soltanto una scelta tecnica, non di tipo politico. Ma in Sicilia, oltre alla siccità, c'è il problema della sanità. Credo che entro la fine di questa legislatura regionale le cose andranno meglio. Sale il livello degli invasi siciliani grazie alle piogge di questo mese, recuperati oltre 3 milioni di metri cubi d'acqua che saranno preziosi in vista dell'estate. Manlio Viola.
La pioggia di maggio salva l'estate siciliana, o almeno crea le condizioni per affrontare in modo più sereno la crisi idrica. Il maltempo degli ultimi giorni è stato un toccasana per l'agricoltura, ma soprattutto per gli invasi a uso potabile. La pioggia ha già determinato un incremento di 3 milioni di metri cubi d'acqua. I conti li ha fatti l'autorità di bacino della presidenza della regione. Il dato è destinato a crescere nelle prossime ore grazie all'apporto idrico dei fiumi che convogliano l'acqua superficiale proprio verso i bacini. A beneficiare maggiormente di questa fase di maltempo sono stati in particolare i bacini della diga Mario Francese, l'ex diga Garcia, e della Rosa Marina, entrambe si trovavano nel Palermitano, che hanno registrato un apporto di circa 1 milione di metri cubi d'acqua ciascuno. Il restante milione di metri cubi è stato distribuito tra altri 9 invasi a uso potabile presenti sul territorio regionale, ovvero l'Ancipa per le province di Enna e Messina, la diga Castello nell'Agrigentino, il Fanaco di Piana degli Albanesi, Piano del Leone, Poma, Prizzi e Scansano di nuovo nel Palermitano, Racoleto di Rillo in provincia di Ragusa. Nel frattempo la regione lavora ai dissalatori, oltre i 3 per i quali sono stati avviati i lavori fra Gela e Porto Empedocle e Trapani che attende i primi 2, ieri è stato pubblicato da Invitalia l'avviso per altri 2 dissalatori nel Palermitano. Educare le nuove generazioni all'uso corretto degli antibiotici e contrastare l'antibiotico resistenza. L'ASP di Ragusa e gli studenti modicani insieme contro questa sfida sanitaria del nostro tempo. In campo informazione e prevenzione. Veronica Barbarino. L'impossibilità di curare pazienti affetti da un'infezione per antibiotico resistenza nel 2050 porterà a 10 milioni di morti l'anno. Lo stima l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che per scongiurare i dati mette in atto un piano nazionale della prevenzione. L'ASP di Ragusa, in collaborazione con il comune di Modica, quindi, decide di rivolgersi agli studenti delle scuole superiori con il progetto Mia Igeia, una salute. I giovani informano i giovani. È importante investire sulle nuove generazioni perché loro possono tradurre meglio dei pensieri e dei concetti che magari noi viviamo e non riusciamo a farlo. Su questa sfida sanitaria del nostro tempo gli studenti modicani hanno realizzato brevi video informativi per creare tam tam tra coetanei e la comunità, sottolineando che il problema riguarda tutto l'ambiente e non solo l'uomo. Non buttare antibiotici scaduti nella spazzatura perché essendo un problema che riguarda l'ambiente, riflettendo questo poi anche nel mondo animale, nel territorio e poi che va a finire nella filiera alimentare. Quindi non è un problema che riguarda solo i medici che utilizzano gli antibiotici per curare una malattia in un uomo, ma riguarda il mondo. Donne, leadership e diritti. A Sostampa Catania questa mattina ha posto al centro di un incontro una provocazione. Donne in campo senza bisogno di pari opportunità. Eva Spampinato. In Italia le donne studiano di più, si laureano prima e con voti più alti rispetto agli uomini, ma quando si tratta di potere qualcosa si spezza. È quanto emerge dal report 2025 Sesso e Potere, un'indagine che squarcia il velo su una realtà ancora profondamente ineguale. Se in qualche modo pensavamo che le donne avessero preso il sopravvento rispetto agli uomini in quelli che sono gli ambienti decisionali, questo report ci dice che assolutamente non è così. Se ne è parlato oggi durante un incontro su donne, leadership e diritti promosso da Sostampa e dalla Commissione Pari Opportunità e di Genere del Sindacato dei Giornalisti. Un appuntamento per riflettere sulla realtà professionale femminile in Italia, dove nonostante il merito e le competenze, le donne restano spesso ai margini del potere. Su 135.000 posizioni di potere, solo il 35% è ricoperto da donne. Solo il 20% delle università italiane, ad esempio, ha un rettore donna. Se poi prendiamo l'ambito del giornalismo, i quotidiani abbiamo solo 2 direttrici su 15.000 donne che lavorano nell'ambito del giornalismo. Qual è il passo più importante da compiere per trasformare il talento femminile in reale leadership? Certamente occorre un passo culturale verso la fiducia nei confronti delle capacità delle donne di affermarsi. La Costituzione italiana, le leggi hanno fatto molto per cambiare un po' il corso della storia. Ovviamente manca l'ultimo passo perché questa condizione della donna sia davvero consolidata. Ci fermiamo per una breve pausa, tra poco la nostra pagina dedicata al calcio, un'altra tegola sulla CR Messina che viene retrocesso in Serie D. A tra poco.
Bentrovati, adesso il calcio, come dicevamo prima, è arrivata la retrocessione in Serie D per il Messina che viene sconfitto 1-0 a Foggia nella gara di ritorno dello spareggio salvezza. Decisiva una rete dell'ex giallorosso Emmausso nel primo tempo. Sergio Colosi. La speranza dura 18 minuti. A segnare il destino del Messina sono gli ex giallorossi Zun ed Emmausso. Il primo costruisce per il mancino vincente del secondo. Un solo gol decide la gara di ritorno dopo lo 0-0 dell'andata. Il Messina retrocede in Serie D, il Foggia è salvo. Come al Francoscoglio, prestazione mediocre di Crimi e compagni, vuoti e senza idee per un tempo intero. Gatto gioca la carta Chiarella, ma lo boccia insieme a Petrucci ad inizio ripresa, quando l'ingresso di De Sena e dell'Aquila mette pressione ai pugliesi, dopo un primo tempo in cui il Foggia con Sarra ha anche sfiorato il raddoppio. All'ora di gioco Messina pericoloso per la prima volta. Perina respinge la conclusione di Luciani. I padroni di casa segnano con Mazzocco, ma il VAR annulla per fuorigioco. E il minuto 24, alla mezz'ora ancora il VAR segnala un rigore per fallo su De Sena, ma Perina si ripete su Luciani che sbaglia dall'11 metri dopo 4 centri consecutivi. Negli 8 minuti di recupero Zunno vicino al 2-0. Dall'altra parte impreciso Garofalo, poi Costantino becca il rosso per un colpo proibito a Dutu. Il Messina finisce in D, retrocessione firmata da Pietro Sciotto. In casa Catania dalla prossima settimana partirà anche in termini di organico la programmazione per il nuovo anno, per il prossimo anno, e si parte anche con alcune certezze. Marco Carli. Operazione 2025-2026 già partita. Dall'incontro fra la dirigenza e Toscano della prossima settimana si ripartirà anche per disegnare le strategie del Catania e farlo per tempo, magari come ha fatto l'allenatore a Cesena con le alchimie giuste trovate al secondo anno. Ma da chi riparte il Catania? Sicuramente da Dini, capace di trascinare i suoi con una serie di interventi importanti. Nell'immaginario collettivo resta la doppia parata sul rigore di Caturano e poi su Schimmenti, ma ce ne sono state altre anche nell'ultimo atto a Pescara. In difesa i capisaldi sono Di Gennaro, trascinatore e guida del reparto arretrato e anche del gruppo. A Pescara a fine primo tempo dichiara che la squadra ci crede e darà tutto, ed è lui a segnare la rete del vantaggio che illude su un potenziale passaggio del turno. E poi Gherardi, partito titolare, poi finito nel dimenticatoio, diventato fondamentale nel finale, lo sarà anche nella prossima stagione. Anastasio, gol e assist, e Raimo, corso ed equilibrio tattico rappresentano ipotesi di spessore. A centrocampo spicca Quaini, squalificato per 4 turni dopo il finale di Pescara, ma una stagione di ottimo livello anche per merito della sua duttilità. Di Tacchi un leader, la sua assenza ha pesato nei periodi difficili. Quando è rientrato ha ripreso in mano la mediana. Lunetta, Stoppa e Jimenez sono giocatori che hanno dato un contributo anche importante in taluni casi, anche se nel caso di Jimenez qualche altalena di rendimento, se modificata, può farlo diventare un vero protagonista. Come è stato inglese, 16 gol stagionali, contiamo anche quelli con Turris e Taranto, partite giocate che per la classifica marcatori devono avere un peso. Con un'alternativa o un compagno di reparto potrà dare ancora di più, e per questo ci potrebbero essere, in attesa del mercato, Ciccerelli con Cianci al rientro dalla Ternana se i rossoverdi non vanno in B. Ancora una pausa, vi aspetto tra poco con le ultime notizie. Ancora ben trovati, le immagini che vi proponiamo si riferiscono a Catania. Questo pomeriggio agenti con scudi e tenuta antisommossa per seguire un corteo partito da Piazza Santa Maria di Gesù. Decine di persone, per lo più giovani, in protesta contro il decreto sicurezza del governo, la militarizzazione, le guerre e in difesa della Palestina. Il corteo ha costeggiato la Villa Bellini, bloccando il traffico. Noi ci fermiamo con questa notizia, grazie per averci seguito, a tutti voi un buon proseguimento di serata.